Il matrimonio è un rischio, ma ne vale la pena. Così il Papa oggi nella cattedrale di Dublino. In Irlanda si tiene il 9° incontro mondiale delle famiglie. Questa sera la festa al Croke Park. Le autorità ecclesiastiche hanno fallito, ha detto oggi Francesco, toccando il tema degli abusi nella Chiesa irlandese. È un crimine ripugnante, ha detto, che ha causato sofferenza e vergogna. La parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari rivive il miracolo delle rondini nella festa del Crocifisso Nero. L'invito è a vivere la fede per combattere le pesti della società di oggi. Estate a Santa Margherita Ligure, posto di lavoro per 4 ragazzi nigeriani nello stabilimento balneare La Valletta, un esempio di integrazione e accoglienza che arriva dal Levante Ligure. Nell'amichevole di ieri sera il Comunale di Chiavari ha vinto la solidarietà, raccolti oltre 20.000 euro, il ricavato in parte all'Anfas e in parte alle famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi di Genova. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi. Prosegue il viaggio apostolico del Papa in Irlanda, dove è giunto questa mattina per il 9° incontro mondiale delle famiglie. Nel pomeriggio Francesco ha fatto tappa in cattedrale, dove ha incontrato le giovani coppie. Il matrimonio è un rischio, ma ne vale la pena, ha sottolineato, perché è l'antidoto alla cultura dell'effimero. Questa mattina poi l'accoglienza da parte delle autorità. In questa occasione il Papa ha parlato del dramma degli abusi come di un flagello nella Chiesa. La sintesi nel primo servizio. Oggi non siamo abituati a qualcosa che realmente dura per tutta la vita. È una constatazione amara quella che fa il Papa nella cattedrale di St. Mary a Dublino. Se ho un lavoro so che potrei perderlo, dice, prendendo spunto dalle precedenti testimonianze. È difficile anche star dietro al mondo, prosegue. Le persone vanno e vengono, le promesse spesso vengono infrante o lasciate incompiute. Siamo dunque prigionieri della cultura dell'effimero, del provvisorio, spiega Francesco, ma c'è qualcosa che davvero dura. Il matrimonio nella Chiesa, il sacramento del matrimonio, perché, afferma il Papa, quando un uomo e una donna si uniscono in questo vincolo, Gesù è sempre presente in mezzo a loro e li sostiene. Dio si impegna a rimanere fedele alla sua alleanza, anche quando noi lo rattristiamo e il nostro amore si indebolisce. Cosa dice Dio nella Bibbia al suo popolo? Ascoltate bene: non ti lascerò, non ti abbandonerò. E voi come marito e moglie ungetevi a vicenda con queste parole di promessa, ogni giorno per il resto della vita, e non smettete mai di sognare. E in una famiglia dove papà e mamma amano il Signore, confidano nella sua parola e pregano insieme, i bambini possono acquisire gli unici anticorpi, così li chiama il Papa, al ripiegamento egoista sui propri interessi individuali. I vostri figli impareranno da voi come vivere da cristiani. Voi sarete i loro primi maestri della fede. Prima del suo discorso il Papa ha pregato in silenzio in cappella, dove era accesa una lampada per le vittime degli abusi, un tema che Francesco ha toccato incontrando le autorità irlandesi, rimarcando la gravità della situazione. Il fallimento delle autorità ecclesiastiche, vescovi, superiori religiosi, sacerdoti e altri, nell'affrontare adeguatamente questi crimini repugnanti, ha giustamente suscitato indignazione e rimane causa di sofferenza e di vergogna per la comunità cattolica. Io stesso condivido questi sentimenti. L'incontro mondiale delle famiglie è dunque il tema centrale del viaggio apostolico del Papa. 35.000 le persone che già da giorni si trovano a Dublino per approfondire i temi legati alla vita di coppia e al futuro dei giovani. Radio Vaticana ha accolto alcune testimonianze. La famiglia è icona di Dio, l'alleanza tra uomo e donna genera vita e comunione. Con questo tweet Papa Francesco ha anticipato il saluto alle famiglie che in Irlanda si sono riunite per il 9° incontro mondiale. L'immancabile pioggia che si alterna più volte con il sole nel corso della giornata non sta scoraggiando i partecipanti. Del resto, gli organizzatori irlandesi dell'evento, sapendo quanto sia mutabile il tempo a queste latitudini, hanno pensato bene di inserire anche un poncio di plastica nello zaino che viene consegnato all'entrata.
La Royal Dublin Society si presenta in questi giorni come un mondo in miniatura. 35.000 persone di 116 paesi, ben 6.000 i giovani, partecipano ai dibattiti, alle tavole rotonde, si soffermano a visitare i tanti stand presenti. Claudio e Flavia sono una coppia proveniente dalla diocesi di Mantova. Hanno già partecipato agli incontri mondiali delle famiglie a Milano e a Filadelfia. L'attesa è per i prossimi 2 giorni di incontro con il Papa a Dublino. Questo incontro per il momento mi sta dando il senso di una grande unità tra famiglie che stanno accogliendo l'invito di Papa Francesco che ci ha fatto attraverso il dono di Amoris Laetitia. Famiglie in cammino che sono chiamate a collaborare con la Chiesa e per il bene della Chiesa. Questo incontro mondiale delle famiglie rappresenta una grande novità, la novità veramente di questo dialogo profondo tra la Chiesa e le famiglie, in modo anche semplice, in modo ordinato, in modo anche molto umile. Questa sera torneremo a seguire in diretta il Papa al Kroc Stadium per la festa delle famiglie, proprio in occasione del 9° incontro mondiale delle famiglie. Dunque la diretta su Telepace 1 al canale 15. Ora veniamo in diocesi. La comunità parrocchiale di San Giovanni Battista a Chiavari celebra la solennità del Crocifisso Nero. La riflessione quest'anno prende spunto da una provocazione contenuta nell'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate di Papa Francesco, ossia sei santo, torna ad essere uomo. L'invito è a vivere nella quotidianità la vocazione alla santità, compiendo con onestà e competenza il proprio servizio ai fratelli. Sentiamo. Perché questo richiamo oggi? Ma perché abbiamo un po' unito sia la celebrazione di questa memoria grata del crocifisso che nel 25 agosto del 1835 ha preservato la città dal colera, sia unendo questa memoria grata a quanto il Papa ci suggerisce, che è quello di vivere il cammino della santità come cammino di pienezza di umanità, non aver paura di essere santo. Ed è un cammino di pienezza dell'umanità. La liturgia oggi ci parla che occorre camminare nella luce, lasciarsi invadere dalla luce. Questo cammino di santità vuol dire puntare in alto e oggi c'è molto bisogno di darsi mete alte perché viviamo in una situazione di grandi difficoltà. Non c'è forse colera, malattia fisica, ma ci sono altre forme di colera, l'individualismo, il ricatto dell'altro, l'assenza, la cultura dello scarto, dell'indifferenza. Ecco, mi pare tutto questo. Il Signore ci dice: punta in alto, torna ad essere uomo. È paradossale che noi ci rivolgiamo ad un Dio inchiodato al legno della croce, ma proprio è sulla croce che si manifesta poi l'onnipotenza dell'amore. Per questo con fiducia celebriamo questo mistero. Il Giannelli si è affidato al crocifisso, l'ha portato in mezzo alla gente e anche oggi occorre fare così. È la stessa attitudine, non facile, perché siamo tutti sequestrati da altri interessi, forse anche da tante rabbie, ma è fondamentale ritornare a questa fiducia, che è fiducia in Dio, ma anche fiducia nella buona volontà degli uomini. In occasione della festa del Cristo Nero a San Giovanni è stata allestita anche una mostra fotografica. Che cosa raccontano questi scatti? Intanto racconta anche del patrimonio che custodiamo nelle nostre chiese, di cui spesso non ci accorgiamo. In questo caso parliamo delle tovaglie che alcune volontarie della parrocchia lavano, stirano, cuciono quando si rompono, mettono a posto e in occasione delle feste un po' più grosse mettono sugli altari. Ora il meteo è stata estesa a tutta la Liguria e prolungata fino alle 8 di domani mattina l'allerta gialla per temporali emessa dalla Protezione Civile regionale su indicazione di ARPAL. I bacini interessati sono quelli piccoli e medi. Il centro meteo regionale prevede precipitazioni a carattere di temporale con alta probabilità di fenomeni forti, soprattutto dunque nella tarda serata di oggi e nella notte. Resta alta l'attenzione anche per quanto riguarda gli effetti del vento, previsto sui 50-60 km/h con locali rinforzi di burrasca e raffiche fino a 100 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli. Mare molto mosso su tutte le coste verso sera, la situazione migliorerà nel corso di domani mattina.
Sono tenuti monitorati, ma al momento risultano spenti i roghi che nelle ultime ore hanno interessato nuovamente la zona di Sesti Levante e Casarza Ligure. A San Bernardino le fiamme sono ricomparse nelle prime ore di questa mattina, ma sono state subito spente grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Anche a Cardini di Casarza Ligure continua l'attività di bonifica e di presidio dell'area da parte dei vigili del fuoco e dei volontari nell'area boschiva interessata in questi giorni dall'incendio che nel pomeriggio di ieri poi aveva ripreso vigore. Più di 20 volontari hanno operato per ore sul posto con il supporto aereo di un Canadair e di un elicottero regionale. La zona è raggiungibile con difficoltà attraverso un percorso da effettuare con mezzi fuori strada. Dopo una notte di lavoro, questa mattina c'è stato un nuovo cambio di personale che ha continuato l'attività di bonifica con l'utilizzo anche di una termocamera. Cambiamo tema, parliamo di quest'estate che meteorologicamente è agli sgoccioli. È stata una stagione di lavoro intenso, soprattutto per 4 migranti che sono stati accolti e poi assunti in uno stabilimento balneare di Santa Margherita Ligure. Una storia di integrazione e di accoglienza che quest'estate arriva proprio dalla nostra zona. Sentiamo. Integrazione e accoglienza sono alla base del progetto lavorativo portato avanti da una delle cooperative sociali di Genova in collaborazione con lo stabilimento balneare La Valletta di Santa Margherita Ligure, in cui vede coinvolti 4 ragazzi provenienti dalla Nigeria. I colleghi hanno subito accolto questi ragazzi e li hanno considerati colleghi a tutti gli effetti. Il lavoro è armonico, si lavorano molto bene insieme. Devo dire che forse è nata anche un'amicizia e i clienti invece l'accoglienza è stata buonissima, soprattutto per il ragazzo che lavora sulla spiaggia, lo adorano, gioca con i bambini, si trovano tutti molto bene. Quindi qual è il senso, diciamo, di questo progetto di avviamento al lavoro? Il senso è dare un'opportunità a questi ragazzi e vedere se dimostrano di essere veramente delle persone valide che hanno voglia di integrarsi, cosa che noi abbiamo avuto la fortuna di avere. Abbiamo incontrato Daniel Moody, giovane nigeriano arrivato in Italia qualche anno fa. Daniel ci tiene molto a raccontare la storia del suo viaggio verso il nostro paese, significativa, come afferma lui, per conoscerlo meglio. Com'è stato il tuo viaggio dalla Nigeria all'Italia? Da Nigeria fino all'Italia. Viaggio pericoloso, viaggio per le persone che sono fortunate arriva in Italia. Più pericoloso di viaggio è deserto, vita in Libia, anche in Mediterraneo. Attualmente lavora come cuoco nella cucina dello stabilimento balneare e ritiene di essere molto fortunato ad essere finalmente in Italia. Cosa si prova? Cosa hai provato durante il viaggio? Quali sono state le tue emozioni? Alla fine sono in Italia contento. La vita in Libia è qualcosa che non è voglio esperienza più. È stato revocato il divieto di balneazione nella zona ponente Rupinaro a Chiavari. La decisione è stata presa dal sindaco dopo che questa mattina sono arrivate le analisi effettuate dall'ARPAL su un campione supplettivo di acqua di mare. I valori sono risultati altamente inferiori ai limiti di legge. Riaperte dunque al pubblico le spiagge dopo 4 giorni di disagi per i turisti e gli stabilimenti balneari, in quanto era emersa la presenza del batterio Escherichia coli. Spiace per l'inconveniente, scrive su Facebook il primo cittadino, ma la responsabilità è del gestore del servizio idrico integrato. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, Iren ha risolto alcuni problemi sulla rete nera di Corso Buenos Aires che generavano un travaso nella rete bianca, scaricando poi nel torrente Rupinaro. E ora andiamo a Genova, dove continua l'impegno della Caritas locale per la popolazione colpita dal crollo del Ponte Morandi. In prima linea i centri di ascolto di Certosa, Cornigliano e San Pier d'Arena. Confermato anche l'operato della conferenza San Vincenzo nella parrocchia di San Giovanni Bosco e San Gaetano a San Pier d'Arena, dove avviene la raccolta di beni per le famiglie sfollate come vestiti, materiali per l'igiene, giocattoli e altro. Nell'immediato Caritas supporterà lo smistamento delle offerte di beni materiali che giungeranno via mail.
mail. Saranno supportate inoltre le associazioni cattoliche, per esempio Azione Cattolica e Ageci, che si renderanno disponibili per attività di animazione rivolte a bambini, adolescenti, anziani, persone fragili o per altre forme di aiuto. In diocesi a Genova la persona di riferimento è Monsignor Giacomo Martino. È possibile inoltre far pervenire a Caritas delle offerte attraverso il conto di Banca Carige, sede di Genova, intestato ad Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana e con la causale Emergenza Sfollati Ponte Morandi. Sul nostro sito teleradiopace.com sono presenti tutte queste informazioni e anche il codice IBAN attraverso il quale poter fare un'offerta. E la partita disputata ieri sera al Comunale di Chiavari si è rivelata una grande festa, soprattutto un momento di vicinanza e solidarietà per le famiglie che saranno sostenute dal ricavato dell'iniziativa, quelle dell'Anfas di Chiavari, in attesa che si possa completare la sede per i loro ragazzi, e quelle colpite dal crollo del Ponte Morandi. Dai biglietti venduti sono stati raccolti 7.000 euro, a questi si aggiungeranno 14.000 euro donati da alcuni enti, tra questi Regione e Comune di Chiavari. Secondo Vittorio Mazza, ideatore della partita, si dovrebbe arrivare ad un incasso di 25.000 euro, contando che mancano ancora altri versamenti e donazioni. Ma ora torniamo con la sintesi sulla partita di ieri sera. Fratelli d'Italia. Una serata dalle tinte forti come il verde dell'erba del Comunale, il colore dorato della luna, il giallo e l'azzurro delle magliette indossate per solidarietà. La partita amichevole disputata a Chiavari tra la nazionale italiana della solidarietà e i campioni del cuore ha mosso soprattutto le emozioni. Quelle dei tifosi che hanno potuto ammirare vecchie glorie della Serie A, così come calciatori improvvisati, amministratori scesi in campo non per vincere ma per sostenere. Presente tra gli altri il commissario dell'emergenza Giovanni Toti, che pur non giocando ha indossato la maglietta bianca con il ponte genovese unito da un grande cuore, quella che scenderà sui campi di Serie A nel turno di campionato. È un modo per ricordare le vittime, è un modo per stare vicino alla nostra città e alla nostra regione, un po' come stasera qua siamo vicini a tanta gente. Commovente l'ingresso allo stadio dei ragazzi dell'Anfas a Tigullio Est, che hanno voluto porgere il loro saluto a tutte le squadre formate ad hoc per sostenere l'ultimazione dei lavori della loro sede. C'è stata una grande emozione quando i ragazzi sono entrati, perché è difficile che loro siano protagonisti di qualcosa di pubblico, per cui sono entrata con loro, con il cuore loro, con il cuore delle famiglie, è stato bello. Toccante la testimonianza di Michele, che ha incitato e ringraziato i presenti e al tempo stesso espresso con grande dignità e compostezza tutto il dolore di una famiglia che tra le macerie del Ponte Morandi a Genova ha visto spezzarsi la vita del fratello Luigi. È arrivata tanta forza, siamo felicissimi del numero che si è raggiunto. Davvero un grazie enorme agli organizzatori, in primis e in secundis alle persone che sono arrivate. E infine la partita, finita 9-4 per la nazionale della solidarietà, ma il calcio, quello giocato per una sera, è rimasto in second'ordine. La gara, quella vera, prosegue ora attraverso 2 codici IBAN e la vicinanza che non si spegne a fine gara. Come avete visto dalle immagini, tanti protagonisti della serata di ieri allo stadio di Chiavari li potrete rivedere nella replica della partita che sarà proposta su Telepace 1 al canale 15 lunedì sera alle 21:15. Ora vi proponiamo alcune interviste raccolte a bordo campo. Cosa significa per te essere qui questa sera? Innanzitutto un piacere. Facciamo una cosa, il minimo indispensabile per una cosa tragica che è successa. Se possiamo partecipare per fare un qualcosa di bene per la città è sempre un piacere. Quando mi ha chiamato Sandro ho detto di sì, no? Bisogna dire di sì, eccomi, ho detto il mio eccomi. Perché dire di sì? Perché dici di sì alla solidarietà, al cuore, al fatto anche di essere presenti vicino a Genova dopo questa ferita che ha sfigurato la città. Questo dolore infinito che non è solo il dolore di Genova ma è di tutti. Oggi è il mio compleanno, è un modo migliore di festeggiarlo, sicuramente non c'era. È importante anche per chi come me è scarso, è un giocatore di poco talento
però la presenza sta a significare sul piano personale del ruolo che rappresentiamo una vicinanza a chi ha bisogno, a chi soffre e chi purtroppo ha vissuto e sta vivendo questa immane tragedia di Genova. Sono arrivato a Genova 42 anni fa e i primi mesi vedevi tutta sta gente mugugnona, tutta sta gente che non ti parlava, non ti salutava, e dico ma dove sono capitato? Poi invece capisci come sono fatti i liguri, che quando c'è da stringersi attorno a qualche cosa di importante, ecco qui la risposta. E allora va bene, per rispondere alla tua domanda va molto bene, perché queste cose ti stringono il cuore veramente. All'Ovari di Rezzoaglio domani si festeggia il Sacro Cuore di Maria nel 60° anniversario della costruzione del Tempio della Fraternità. Alle 11 la messa celebrata da Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza Bobbio. Saranno commemorati tutti i caduti e della frazione, in particolar modo il carabiniere Sisto Pagliughi e l'alpino Terenzio Bacigalupi. Seguirà la processione e la deposizione della corona di alloro. Alle 13 il pranzo al Circolo Lagin di Alpepiana. Per partecipare è a disposizione anche un pulmino che partirà da Alpepiana alle 9:30. E domani la comunità parrocchiale di San Martino del Monte a San Colombano Certenoli festeggia la solennità patronale di Nostra Signora della Guardia. Le messe alle 9 e alle 11, alle 18 il vespro e la processione, e al termine sarà possibile condividere la cena. Nella parrocchia di Celesia invece si festeggia il santo titolare San Bernardo, alle 18 la messa, a seguire la processione, alle 19:30 ci sarà un piccolo rinfresco. Cambiamo tema, taglio del nastro a Chiavari per Mare Libero, mostra collettiva d'arte contemporanea per un mare libero dalla plastica, proposta da Freak Art per generare una riflessione sul problema dell'inquinamento dei mari. L'esposizione sarà visitabile sino al 31 di agosto, tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19 all'interno della sala della Torre Civica nel Palazzo della Cittadella. Vediamo. Qual è il tema della mostra e quale messaggio intende lasciare? Allora, innanzitutto il titolo di questa mostra, di questo evento è molto significativo, si intitola Mare Libero, proprio perché noi auspichiamo per un futuro di un mare libero dalla plastica, perché è un problema veramente importante che è quello della plastica nei mari, dell'inquinamento della plastica che va a introdursi nell'ecosistema marino e nella fauna marina. E quindi noi con questo evento volevamo porre l'accento su questo problema attraverso l'arte, ovviamente. Quanto è sentito questo tema dalle persone, dal pubblico? Allora, organizzando questo evento dagli artisti ho avuto subito un sacco di collaborazione e di sensibilità su questo argomento. Dall'altra parte invece parlandone con il pubblico c'è anche molto scetticismo, pensano che comunque questo problema sia un problema lontano da loro, invece è un problema molto vicino che arriva fino al tuo piatto, perché le microplastiche marine vanno a inserirsi nella fauna e questa fauna viene poi mangiata e quindi sta diventando un problema veramente importante da affrontare. Siamo a fine agosto, ma gli eventi culturali ancora non finiscono. Assolutamente no, abbiamo ancora tante iniziative. Questa parte oggi, questa mostra, ma non è solo una mostra, come avrete ben capito, prevede anche momenti di performance e di scambio, fino poi ad incontrare il biologo marino che effettivamente ci darà delle notizie molto importanti. Sono molto contenta di questa iniziativa perché chiamerà grandi e piccini a riflettere su quello che sono effettivamente le azioni che compiamo nel quotidiano. Quanto è importante appunto una mostra simile per i cittadini di Chiavari e non solo? Iniziative di questo genere sono molto importanti, è molto bello che le associazioni, molte diverse, si siano concentrate su questi temi, il tema dell'ambiente, del mare, della plastica, sono tutte cose che servono per crescere e servono ai nostri figli. La cronaca, un ragazzo di 20 anni è precipitato da un muretto questa notte nei pressi della discoteca Covo di Nord-Est, procurandosi diverse fratture e contusioni. Non è stata ancora stabilita la causa della caduta, avvenuta intorno alle 5 e sulla quale sono in corso delle indagini. Sul posto i medici del 118, i volontari della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure e le forze dell'ordine. Il giovane è stato recuperato e stabilizzato e poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. I carabinieri di Lavagna hanno arrestato
arrestato un 46enne straniero già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. L'uomo è evaso dalla propria abitazione e dunque è stato poi arrestato e trasferito nel carcere di Genova Marassi. Sempre i carabinieri hanno denunciato per truffa in concorso un 43enne e un 19enne, entrambi residenti a Pescara, che con dei raggiri si sono fatti accreditare 150 euro per il passaggio di proprietà di un gommone messo in vendita su un sito internet. A comprare l'oggetto una donna di Zoagli che non ha mai ricevuto il natante, per questo ha sporto la denuncia, dalla quale poi sono partite le indagini. 4 persone sono state segnalate alla prefettura di Genova per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre 2 esercizi pubblici sono stati sanzionati con una multa di 2.000 euro per carenze strutturali e sono stati così segnalati alla ASL. È il bilancio dell'attività di controllo da parte dei carabinieri di Sesti Levante nella zona del Tigullio orientale. In azioni i militari della stazione di Sesti Levante di Santo Stefano d'Aveto, coadiuvati dal personale dei NAS di Genova e del nucleo cinofili di Villanova d'Alvenga. Siamo alla cultura. Per la terza volta consecutiva la poetessa Vivetta Valacca si è aggiudicata il premio letterario internazionale Astrolabio di Pisa. Questa volta si tratta del riconoscimento speciale del presidente della giuria per il libro Tu sei la realtà e l'essenza. Tutto il resto è sogno inquieto, edito da Punto a Capo nel 2017. La poetessa ha dedicato il premio a Rapallo, dove ha scelto di vivere nonostante sia nata ad Alessandria. La cerimonia di premiazione si terrà il 30 settembre a Villa Corliolano di San Giuliano Terme, che si trova appunto nel Pisano. E ora il momento di vedere gli appuntamenti in programma per la giornata di domani e dunque sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per domenica 26 agosto. L'Ampi di Santa Margherita Ligure ricorderà il 74° anniversario dalla scomparsa di Silvio Solimano, detto Berto, medaglia d'oro alla Resistenza. Alle 7 partenza in pullman da Piazza Mazzini a Santa Margherita, direzione alle Grezze. Seconda giornata con il mercatino dei sapori a Chiavari, dalle 10 alle 20 in via Rivarola. Torna la gara di nuoto Il Miglio Blu a Santa Margherita Ligure. Il ritrovo è alle 12 nella spiaggia Punta Pedale Beach. Prosegue la 48esima edizione della Sagra del Fungo Porcino a Tavarone di Maissana. Alle 19 apertura a stand gastronomici e alle 22 musiche e danze con l'orchestra e i Caravel. Festa della Madonna della Guardia a Deva Marina, Santa Messa e processione alle 20:30 in zona lungomare. La Lipu Tigullio organizza un'escursione serale lungo le sponde del fiume Entella. Il ritrovo è alle 20:40 sul lato Lavagna, nello slargo al termine di via Garibaldi. Quinta e ultima giornata del 20° Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre percorrendo le terre in Liguria. Appuntamento all'Oratorio dei Neri a Rapallo alle 21:15. Sempre alle 21:15 si terrà nel Teatrino Comunale di Portofino il 7° appuntamento della 18esima edizione del Portofino Classica International Music Festival. Passiamo agli appuntamenti per lunedì 27 agosto. Impariamo il mare, il laboratorio per bambini inizia alle 10 in Piazza del Sole a Santa Margherita Ligure. Dalle 19:45 al centro San Salvatore di Cugorno ci sarà una serata in ricordo di Elio Garbarino. Chiavari, storie nascoste sotto i portici, è l'itinerario alla scoperta della città che comincia alle 21 nel centro storico. E infine alle 21 baby dance sul lungomare di Deva Marina. Una notizia sportiva prima di chiudere: la formazione femminile del volleyball Avis Casarza Ligure è ai nastri di partenza della nuova stagione. Dopo aver conquistato la promozione per il campionato di Serie D, la squadra è tornata ad allenarsi per la preparazione atletica che per la prima fase vedrà le ragazze impegnate nell'impianto di beach volley di Sestri Levante. I primi impegni per la squadra saranno collegati alla partecipazione alla fase preliminare della Coppa Liguria, alla quale parteciperanno le squadre iscritte ai campionati regionali di Serie C e D. Sarà un primo ed importante banco di prova per le ragazze allenate dal tecnico Fausto Valle.
Siamo in conclusione, vi ricordo che prosegue la visita del Papa, il viaggio apostolico in Irlanda. Anche domani Telepace sarà in diretta per gli appuntamenti conclusivi del viaggio di Francesco. In particolar modo domani mattina la diretta inizierà alle 10:45, poi alle 15:30 ci sarà la messa e alle 19:30 la cerimonia di congedo. Potrete seguire tutti questi momenti sul canale 15 di Telepace. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.